Oggi siamo appena partiti poche ore dall'inizio del Vinitaly. Quali sono le avvisaglie? Prima eri con dei clienti stranieri importanti, dalla Cina addirittura. Cosa si dice all'estero del vino italiano? Si vede subito grande interesse, è una cosa che magari non ci si aspettava perché comunque veniamo dalla fiera a Parigi e quella in Germania, per cui l'occasione per visitare, cioè per incontrarsi con i clienti stranieri c'era già, però abbiamo visto subito una buona affluenza e nonostante quello che dicono sul vino, tutto il terrorismo che c'è, stamattina c'era una coda lunghissima all'entrata della fiera, significa che c'è ancora grande interesse per il vino italiano in generale. È sempre una delle nostre eccellenze e guai se non lo fosse, perché in realtà tutto il territorio italiano vorrei dire che è abitato. Comunque ogni regione, ogni provincia ha delle eccellenze. Tu rappresenti una delle eccellenze per antonomasia, che è la zona di Asolo. Giusto? Una zona importante dal punto di vista anche turistico, ma soprattutto per i prodotti che tu riesci a proporre. Sì, fa parte dello stile di vita italiano, cioè il fatto di produrre vini di qualità è collegato al modo di vivere degli italiani, quindi quello di apprezzare i prodotti di qualità collegati anche al nostro territorio. Noi ovviamente parliamo di Asolo, che ha la fortuna anche di essere un posto molto bello, però le due cose non sono separate. È chiaro che noi come produttori dobbiamo puntare sempre sul migliorare la qualità, su quello, però nell'immaginario dello straniero che si parlava prima, c'è tutto il mondo fantastico che si immaginano dell'Italia, che effettivamente è un valore aggiunto grandissimo. Asolo chiuse, però subito un nome, no? E all'estero forse è ancora più conosciuta e apprezzata dell'Italia, no? Infatti molti inglesi hanno abitazione, casa nelle colline di Asolo, vero? Sì, c'è questa grande presenza storica di inglesi, di americani. Tra l'altro l'anno scorso è uscito anche il film sulla Duse che ha contribuito Ha ancora. avuto anche un notevole successo. Sì, perché comunque noi non lo sappiamo, però è praticamente l'attrice che ha inventato il metodo moderno di recitare. Quindi magari è più conosciuto per uno straniero che viene nella nostra zona di noi che ci viviamo e magari non sappiamo di tutte queste caratteristiche Sì, uniche. questa è un po', tra virgolette, una nostra colpa. Spesso, volentieri, trascuriamo la nostra cultura e quindi se trascuriamo la nostra cultura non riusciamo a proporla all'estero. Però il vino è un ottimo ambasciatore. Sì, ma è anche la bellezza proprio del mondo italiano di avere sempre delle chicche da scoprire. È chiaro che non si può parlare di tutte le eccellenze che abbiamo, però ovviamente noi lo facciamo nel nostro piccolo ed è quello che poi riempie il cuore delle persone che vengono a visitarci. Andiamo a parlare di questa eccellenza. Qui sul tavolo abbiamo forse una delle vostre punte di diamante. Me la vuoi raccontare? Sì, qui abbiamo l'FM 333, che è il primo cru di Asolo prodotto da singolo vigneto. Siamo ormai arrivati alla quinta produzione e ogni anno vediamo un vigneto giovane che migliora nell'espressione del vino. Questa è l'annata 2025, la presentiamo come novità al Vinitaly e qui siamo proprio nell'eccellenza, vabbè, lo dico io come produttore, però è quello dove ci mettiamo la maggior parte dei nostri sforzi per migliorare ogni anno la qualità e questo è veramente un'annata eccezionale, quella del 25. Io dico una cosa che non so se posso dirla, perché state anche sperimentando, avete delle prove, come si può dire, di vasca, anche di un vigneto che è scomparso e che voi avete recuperato dietro a una villa veneta. Sì, quella è dietro le quinte perché è proprio preso dalla vasca. È la prima produzione finalmente di questo vigneto che è nel centro di Asolo, piccolissimo vigneto, verranno fuori probabilmente 2000-2500 bottiglie. Però finalmente l'anno scorso abbiamo fatto la prima produzione e quest'anno c'è la possibilità di assaggiarlo dietro le quinte per scoprire un'altra chicca perché comunque per quanto ci riguarda è il primo Brut Nature, quindi dosaggio zero di Asolo Prosecco, clone asolano, trovato proprio da un produttore che era quasi scomparso. Alberto, complimenti perché la ricerca è importante e produttori come te
non tutti hanno questa voglia di sperimentare sempre, di mettersi in gioco, perché anche questa per voi è una novità assoluta. Dosaggio zero, io penso che avrà successo. Complimenti ancora. Ti ringrazio ed è quello che poi dà soddisfazione come produttori, magari le piccole produzioni, che però sono quelle in cui ci si mette tutto il cuore.